Vi comunichiamo i risultati ufficiali di questa tornata elettorale. 532 è il modulo con cui il presidente della provincia di Belluno dovrà familiarizzare per la prima volta dal suo personale esordio a Palazzo Piloni, che è coinciso con l'entrata in vigore della Del Rio, perché per la prima volta a contendersi un posto da consigliere provinciale è stata messa in piedi una vera e propria sfida fra schieramenti opposti con l'esordio di una lista civica. Il nuovo consiglio provinciale uscito dal voto del 16 marzo sarà composto da 5 esponenti di progetto Dolomiti del centrodestra, 3 di Futura del centrosinistra e 2 civici di Obiettivo Provincia. La consigliera più votata è stata Silvia Calligaro, sindaca di Vigo di Cadore e coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, ma il gruppone di centrodestra che puntava a ottenere la maggioranza assoluta gioisce a denti stretti. Sorride il centrosinistra che ha ottenuto un numero maggiore di voti rispetto alle previsioni e riporta in consiglio Pieve di Cadore con la sindaca Cindy Manusci. La civica è soddisfatta. Il risultato ottenuto pareva insperato e invece mostra come sia possibile lavorare su un progetto al di fuori degli schemi dei partiti. Per la prima volta in Consiglio la parità di genere non è solo sulla carta. Di contro, a Palazzo Piloni non siederanno rappresentanti delle terre alte. Purtroppo abbiamo penalizzati sicuramente alcuni territori come l'Agordino, che non ha purtroppo nessun rappresentante nel Consiglio provinciale, e le terre alte. Quindi vorrà dire che sarà il Presidente a occuparsi con un occhio di riguardo a questi territori. E sarà il Presidente Padrin a sottoporre al nuovo Consiglio il suo programma presentato nella primavera del 2022. Se la sente di fare un appello alla collaborazione ai nuovi consiglieri provinciali? Io penso che l'istituzione della provincia di secondo grado dia come prerogativa proprio quella di collaborare ed amministrare insieme, perché così è stato fatto in tutti questi anni e devo dire che il sistema ha funzionato. Quanto al futuro di Padrin, sindaco di Longarone, prima di Pasqua scioglierò le riserve.